Punto e virgola, in collaborazione con Sardalux, pellicole solari, vetri sicuri come da legge 626. Sardalux, le pellicole solari anche per la tua auto. Il nuovo appuntamento di Punto e virgola, ancora una volta con noi Benito Urgu, Alverio Cau, Mataga, il loro nuovo spettacolo che li ha portati in tour in tutta la Sardegna. Buon divertimento, noi ci risentiamo alla termine di questo spazio per le anticipazioni delle puntate di Punto e virgola. Hai visto il mio microfono? Parlando. Il mio microfono. Ho perso il microfono. Per cortesia, stiamo parlando. È uno di questi due? Stiamo parlando, per cortesia. Nel panorama nazionale dei comici, dei cabarettisti, eccetera, chi pensi che abbia davvero una marcia in più? E che non sia qualcosa che dura una stagione e poi... Ma parlando di cabaret, si può diventare cabarettisti studiandosi una serie di battute, o perché te le danno o perché tu le inventi. Se hai verve non sei più un cabarettista, ma sei un attore. Un grande cabarettista era Totò, un grande attore, uno che ha dato grande, cioè ha insegnato a tutti quanti, una grande scuola, i tempi della risata, eccetera. E allora i cabarettisti più grandi oggi li vediamo a Zelig, perché sono cabarettisti, però ci sono dei talenti. E i talenti sono quelli che quando li guardi in faccia, senza che loro dicano una parola, ti divertono. In Sardegna, per esempio, un nuovo volto che comunque sta avendo molto successo è Jacopo Culin. Certo, Cosa sì, pensi? Sì. Penso che sia un talento lui, fa delle cose giuste ed è una persona che può inventare non 6 come dice lui, ne può inventare 100 perché ce l'ha, perché ha capito come funziona. Mataga è una bella malattia che ci siamo presi e stiamo andando in giro con soddisfazione, la gente risponde benissimo, lo spettacolo è... Nel senso che la gente quando vede lo spettacolo risponde del tipo Mataga! Cioè, questo me l'ha spiegato prima Benito. Sì, no, ma c'è anche adesso tra l'altro il CD che potete trovare in tutte le migliori farmacie, potete veramente acquistarlo e vedrete che come finisce il CD voi cantate il Mataga perché c'è una sigla carina, sono tutte musiche originali. Un ringraziamento a Benito Urgu e Alverio Cau e complimenti da parte nostra per il loro spettacolo Mataga. Domani su Punto e virgola l'appuntamento con Tempio, la grande organizzazione della comunità montana numero 3 Gallura dedicata alla raccolta differenziata. Fai la differenza. Punto e virgola dà spazio a chi vuole dare più visibilità alle proprie manifestazioni. L'appuntamento ancora prossimamente a Monti, l'estemporanea di pittura, che vede protagonisti 34 artisti. Ancora prossimamente Punto e virgola la grande festa di San Francesco Carracciolo, il 13 ottobre i grandi festeggiamenti dei cuochi, la festa nazionale dei cuochi, ma la festa della nuova associazione gallurese. All'aeroporto di Olbia una grande giornata dedicata ai sapori, in compagnia anche del presidente della provincia, la dottoressa Murighile. Vi aspettiamo tutti i giorni su 5 Stelle, naturalmente Punto e virgola. Arrivederci a tutti.